I dati che sono stati estrapolati da Azienda Zero, che oggi è il braccio operativo per quanto riguarda anche i vari concorsi di tutte le aziende sanitarie, ci danno un dato di 1300 medici che mancano in tutto il Veneto. Le specialità, quelle principali in cui c'è carenza, sono le specialità legate al pronto soccorso in primi, quindi la specialità dell'emergenza e urgenza, poi abbiamo anestesia, ortopedia, pediatria, sì, anestesia, pediatria, rianimazione e ortopedia, insomma queste sono le principali, ma poi ce ne mancano un po' medici in tutte, però su queste specialità più di altre. I dati sono chiari perché noi abbiamo anche dal 2018 in poi, quindi da ottobre 2018 fino a marzo 2019 a oggi, insomma, quindi negli ultimi 6 mesi, diciamo così, insomma, sono stati banditi tutta una serie di concorsi da parte di Azienda Zero, sempre per le figure mediche, e i dati che noi abbiamo sono quelli che uno dei primi bandi che cercava e quindi di reperire 264 mi sembra figure, in graduatoria oggi ce ne sono 118, quindi le 128 mancano. Dopodiché ci sono tutta un'altra serie di concorsi, alcuni già avviati, alcuni in fase di avvio, e quindi alla fine ne abbiamo sommato un po' quelli già espletati, quelli che sono in corso, quelli che stanno per essere banditi. Alla fine noi avremmo circa 600 posizioni che oggi potremmo contrattualizzare in Regione Veneto, quindi vuol dire assumere, quindi non è un problema della famosa carenza di risorse o comunque di tetto della spesa. Noi oggi queste figure, per cui abbiamo in parte banditi i concorsi, in parte sono in corso oggi e quindi siamo nel pieno dei concorsi, in parte li stanno bandendo, insomma, in queste settimane insomma, o a giorni, noi avremo la possibilità quindi di contrattualizzare come Regione Veneto circa 600, insomma, posizioni, e vediamo che non ci sono, insomma, e quindi che non si trovano, perché poi ai concorsi partecipano pochissime persone, c'è molta mobilità tra aziende e poi c'è chiaramente mobilità anche interna, quindi oggi è un problema reale, è un problema che stiamo affrontando